Uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie, sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Adesso siamo a Filo Diretto, la trasmissione che tratta di vari argomenti, tutto ciò che può interessare i cittadini, quello che capita. Noi siamo un'associazione di volontari e siamo a None, in via Volvera 3. Siamo presenti il martedì, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 per prendere appuntamenti, trattare e discutere. Il nostro filo diretto oggi è importante perché parla di problematiche riguardanti, come sempre, le cittadine e quello che succede all'interno. Io parlo da Torino, però con noi abbiamo il collegamento ormai fisso, l'architetto Arturo Calligaro, che è la persona che, oltre che essere un professionista a livello, diciamo, esterno, ma è anche politico, è un personaggio politico molto conosciuto e da tantissimi anni ormai fa parte della politica di Boncaglieri, dove saremo oggi in discussione, perché voglio chiedere poi a lui, prima di salutarlo, vi faccio già presente cosa gli chiederò, che Boncaglieri si candida a diventare capitale italiana della cultura nel 2028, cioè qui adesso stanno esagerando anche i buccaglieresi, vero? Faccio la battuta. Comunque noi siamo in collegamento con la Radio Libertà, chi vuole chiamarci può chiamare il 328 07 15 232 oppure può chiamare in radio lo 02 92 94 7222 se il telefono è libero, oppure mandare dei messaggi al 340 67 09 659. Oggi Arturo nella prima parte ci sei tu, nella seconda mi ha chiesto di intervenire l'ingegner Diego Cudia, che ci sono le problematiche, come sai, riguardo le auto elettriche, che più che altro, oltre che prendere fuoco, adesso non vanno più cioè, problematiche anche di quel genere lì. Quindi Arturo, penso che tu sia in linea, ti ringrazio, ti do subito la linea perché dobbiamo parlare sia sulla domanda che ti ho fatto, che Boncaglieri si candida a diventare capitale italiana della cultura nel 2028, perché è una sfida che vuole intraprendere tutta la comunità ed è come un commento del tuo amico sindaco Paolo Montagna, e tu ci spiegherai poi di cosa si tratta, mentre poi parleremo, perché la trasmissione ce la concedono Radio Libertà per quanto riguarda il codice della strada, che qui Arturo poi ti leggerò cosa dicono per quanto riguarda il parcheggi dei monopattini e quando entri in vigore con tutto ciò che riguarda i parcheggi rose, i salti dell'auto elettrica, la guida dello smartphone, multe con autostis, eccetera. Ciao Arturo, benvenuto, scusa ma è l'unico modo per spiegare di cosa trattiamo in radio. Ciao, bello. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia. Come hai già illustrato tu le cose, in Italia le nostre amministrazioni comunali mirano di più a fare iniziative che diano risalto e che siano più che altro autoreferenziali che non a guardare la quotidianità dei cittadini. A Boncaglieri abbiamo 1000 problemi che non sono quelli della cultura che affliggono i cittadini. Ad esempio a Boncaglieri non riusciamo a tagliare l'erba sui cigli delle strade, e non solo quelle secondarie, ma tutte le strade della collina sono diventate un'impresa poterle percorrere, perché oramai la vegetazione è talmente fitta che da 2 corsie ne è rimasta una, e invece dove c'è una corsia non si riesce più a passare. Le strade della collina sono battute dai ciclisti che fanno cicloturismo, quindi l'incrocio con questi veicoli risulta estremamente pericoloso, ma la nostra amministrazione no, invece mira alto, anche perché
nel 2026 ci saranno le elezioni, quindi l'amministrazione pensa di ricavarci un tornaconto elettorale su questa iniziativa. Iniziativa che in qualche modo è stata generata dal nuovo assessore alla cultura, la signora Parigi, prima, e tu conosci benissimo perché era assessore in regione, rimasta disoccupata dalla regione perché la sinistra non ha vinto più le elezioni e ha trovato uno strapuntino a Moncalieri, per cui deve dare il suo segno di vitalità e quindi propone questa iniziativa subito ripresa dal sindaco. Lo sappiamo benissimo che per le amministrazioni di sinistra è più importante la cultura, non dico che la cultura non sia importante, che non la manutenzione delle strade, trovare nuovi parcheggi, incentivare il commercio nella nostra città, che in una città che sta morendo, perché Moncalieri il commercio sta morendo anche grazie alla presa di posizione dell'amministrazione che ha deciso la chiusura del centro storico, che potrebbe magari essere una iniziativa condivisa, ma questo cosa vuol dire? Che per chiudere un centro storico generalmente si devono trovare dei sistemi di accesso ai centri storici alternativi alla viabilità automobilistica. A Moncalieri abbiamo un parcheggio che è posizionato a un dislivello molto più basso del centro storico, quindi la chiusura preclude l'accesso a chi ha delle disabilità, ma anche a delle persone anziane che non possono camminare in salita, a delle donne con passettini o quant'altro, tutto il mondo della mobilità. No, ma noi a Moncalieri, anziché preoccuparci di questi problemi, ci preoccupiamo della realizzazione delle piste ciclabili che non vengono percorse da nessuno, perché io sfido chiunque in quella zona a mettersi lì e contare il numero delle biciclette che la percorrono, e questo numero è estremamente esiguo. Adesso, come tu sai, Luigi, si rifarà la passerella di Corso Unità d'Italia, che è una delle strade di accesso principali anche a Torino. Ebbene, inizieranno i lavori per realizzare in questa passerella con i famosi fondi la possibilità di percorrerla con le biciclette, con la costruzione da una parte di una lunga rampa di accesso e dall'altra con un ascensore, in una zona dove non è controllata, per cui noi abbiamo già posto delle perplessità su questa infrastruttura, e su un ascensore messo in quella posizione di notte dove non c'è da fidarsi, ecco, a camminare da soli, ti dico cosa può succedere. Questo perché? Perché la cultura serve a riempirsi la bocca alle amministrazioni di sinistra e in qualche modo nascondere tutti gli altri problemi che abbiamo sempre illustrato in questa trasmissione, che tu sottolinei tutte le settimane. Torino analogamente ha dovuto in qualche modo il sindaco riprendere l'assessore proprio per i problemi che ci sono stati, sia per le inondazioni, perché anche Torino, non gravi come in Emilia Romagna, ma anche a Torino esistono dei problemi di smaltimento delle acque quando le piogge sono copiose. A Moncalieri e Torino le opere di protezione dall'alluvione iniziate 10 e passa anni fa sono ancora da ultimare, nonostante che queste amministrazioni preferiscano fare il taglio dei nastri che non il taglio dell'erba sui cigli delle strade, e questo taglio dei nastri ha portato sì che anche queste opere vengano inaugurate a rate. Noi sabato prossimo, e qui l'annuncio in radio, lo abbiamo concordato anche con i nostri collaboratori dell'ufficio,
faremo proprio un presidio in piazza, sulla piazza principale di Moncalieri, proprio per sottolineare questi problemi che hanno i cittadini, che non sono quelli di essere capitale della cultura, ma che hanno i problemi di accessibilità al centro storico, di manutenzione delle strade, di manutenzione delle aree verdi, perché nelle aree verdi con l'erba alta i bambini non possono più andare a giocare, le piste ciclabili, le stesse piste ciclabili invase dall'erbaccia, quindi diventano impercorribili, e tutto questo viene nascosto perché i giornali danno più risalto a una notizia. C'era quel famoso adagio che dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. In questo caso è il contrario, fa più rumore un'iniziativa inutile, perché per una città come Moncalieri non dico che non porti risalto, ma che meriterebbe tutto di un contorno di infrastrutture dove Moncalieri non ha le risorse per realizzarle, perché diventare capitale della cultura vorrebbe dire potenziare i mezzi pubblici, potenziare l'accessibilità, potenziare i parcheggi, potenziare le aree di sosta, e tutto questo lo vediamo noi che siamo amministratori nel piano triennale delle opere pubbliche, perché il piano triennale delle opere pubbliche di quest'anno dovrebbe essere quello che completa le opere per essere capitale della cultura, e tutto questo nel piano delle opere pubbliche non c'è. Per cui l'iniziativa stuzzica l'attenzione dei giornali e crea la notizia. Poi non fa più notizia il fatto che non ci siano i soldi o i progetti per realizzare tutto questo. Lo sappiamo benissimo che in qualche periodo, soprattutto avvicinandoci alle elezioni, è molto facile fare propaganda. È facile fare propaganda con queste cose, ma i cittadini attendono altro. A Moncalieri, per affrontare il secondo tema che illustravi tu, Luigi, quello dei parcheggi dei monopattini, a Moncalieri l'uso dei monopattini è stato un fallimento, nonostante anche questo sia stato inaugurato in pompa magna e con le dichiarazioni roboanti dell'amministrazione che sperava di avere risalto per la mobilità sostenibile, per risolvere i problemi dell'ambiente, l'istituzione di questi monopattini in affitto. Ebbene, a Moncalieri la cosa oramai è morta, perché qualche monopattino c'è, ma arriva da Torino e è abbandonato in qualche angolo, ma il sistema a Moncalieri non ha funzionato. Questo nell'assoluto silenzio degli stessi giornali che danno risalto alla capitale della cultura. Per cui basterebbe, per chi vuole istituire un servizio di monopattini, di venire a vedere a Moncalieri quello che è stato il fatto che ha fatto morire questa iniziativa. E quindi adesso con i monopattini sarà ancora peggio, perché la questione, essendo poi con la promulgazione del nuovo codice della strada, con tutta una serie di norme restrittive sull'uso di questi sistemi di mobilità, questi sistemi troveranno vita dura. Sì, ma ci sono delle novità, Arturo, che tu io le chiedo a te come spiegare, perché per esempio sempre, siccome noi dobbiamo parlare del nuovo codice della strada, no? Che è la base per la quale ci consentono questa trasmissione, qui dice addirittura che abbiamo i cosiddetti, e via Moncalieri ne parliamo perché essendo una cittadina abbastanza grande, quindi si attuano, si applicano oppure non si possono realizzare le problematiche delle quali discutiamo. Cosa dice? Qui dice sosta delle auto elettriche, poi dice alla guida con smartphone e tablet, multe con autonoleggio,
strisce pedonali. Cioè, cosa vuol dire? Qui dice che è vietata la sosta alle auto elettriche ibride che non effettuano la ricarica oltre un'ora dopo il completamento del pieno. Poi dice il divieto non si applica tra le 23 e le 7, tranne che per gli spazi riservati ai punti di ricarica veloce e ultraveloce. Oppure multe con autonoleggio. Il nuovo codice della strada prevede che il cliente della società di noleggio a pagare le infrazioni commesse mentre alla guida. Oppure nuovi obblighi corrispondenti delle strisce pedonali, i conducenti devono dare la precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento, ma anche a quelli che stanno accingendosi ad attraversare. Oppure con l'approvazione del decreto infrastrutture è pronto a entrare in vigore con le quali le norme saranno valide dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale previsto, Arturo, ecco perché le cose le diciamo in tempo, entro mercoledì 10 novembre. Poi ci sono nel dettaglio quello che ti ho già detto, i parcheggi rosa, le soste, la guida col smartphone, tablet, stop alla pubblicità offensive, geopatentati, fogli rosa, moto e casco, motopattini, eccetera. E poi, così poi ti faccio concludere perché purtroppo il tempo vola, della seconda cosa che dovrei rispondere dopo quello che ti ho detto adesso, riguardo all'obbligo della targa per le bici, che tu sei uno che sta sostenendo questa tematica perché sai che poi diventano elettriche, diventano motociclette, spieghi bene, perché le richieste sono lente, però sono già scattate le multe, perché dice che nella società moderna, dove la mobilità sostenibile è sempre più al centro delle politiche pubbliche, l'introduzione dell'obbligo di targhe anche sulle biciclette ha suscitato reazioni contrastanti, Arturo. Quello che diciamo va a suscitare notizie contrastanti. Questa mossa, volta a regolare e controllare l'uso delle due ruote, è stata accolta con preoccupazione da parte di molti ciclisti e appassionati del pedalare. Quindi noi non siamo né a favore né contro, noi siamo per chiarire, per discutere, per spiegare. Io approfitto della tua presenza perché tu sei l'esperto, sei la persona tecnica, la persona che sa di cosa si tratta, e allora ti rompo le palle tutti i sabati, perché poi dice sollevate polemiche sulle nuove normative per le biciclette monopattini, promuovere la sicurezza stradale attraverso misure efficaci. Quindi vuol dire che qualcuno ci ascolta, Arturo, quello che dici viene preso in considerazione e magari cosa ne dici? Si otterrà qualcosa, non si otterrà qualcosa? Di questi due punti che spiegazione dai, Arturo? C'ho ancora 7 minuti, vai. Sì, è una questione di equità, perché io che non mi posso permettere una bici elettrica da 10.000 euro per andare a lavorare, ma magari devo usare un motorino che mi costa 2-3 mila euro, il classico cinquantino per spostarmi, perché devo pagare il bollo, l'assicurazione, devo avere la targa, mentre appunto una bici che costa 2-3 volte il mio motorino non deve osservare e non deve ottemperare a queste norme. È una questione di equità. Oltretutto, generalmente chi adopera il motorino lo adopera per andare a lavorare, per usare, per potersi spostare per motivi di lavoro, mentre chi usa la bici da 10.000 euro soprattutto ha una finalità ludica per l'uso di questa bicicletta. Lo vediamo soprattutto nel contorno e nel contesto della nostra città, no? Delle nostre periferie. Allora, perché appunto io devo essere soggetto a una fiscalità perché uso le strade, mentre un altro che la usa per divertimento? Io non ho nulla contro chi si diverte e che fa sport. Fare sport poi con la bici elettrica mi sembra un ossimoro, ma questo è un giudizio, perché io che uso la bicicletta per divertirmi non devo pagare nulla, e io che uso il motorino perché ho la necessità per andare a lavorare, perché magari
devo entrare in posti dove non ci sono parcheggi, dove c'è la difficoltà ad accedere con un autoveicolo, dove non ci sono i mezzi pubblici, devo essere soggetto a delle restrizioni, delle norme, delle spese che qualcun altro non ha, perché si diverte e lo usa principalmente per divertimento. Perché io non ho mai visto gente che va a lavorare, che va in ufficio anche a Torino con una bicicletta da 10.000 euro, con una bicicletta elettrica. Per cui io ho il motorino, devo sottostare al casco, invece chi ha la bici non è soggetto a queste cose. Quindi è una questione di legalità, di equità nell'utilizzo dei mezzi per la mobilità. E allora spero proprio che o si liberalizzano i motorini, allora potrebbe essere una soluzione, non sono costretti a pagare bolla, assicurazione, casco e quant'altro, o si mettono le targhe e si mettono gli stessi vincoli alle biciclette elettriche, alla mobilità elettrica, perché è una questione di equità. L'altro problema che tu citavi, che è quello della possibilità dell'inserimento anche della sosta per le autovetture elettriche, anche qui esiste il problema del controllo. Allora, che non rimangano le classiche grida manzoniane, tutte le norme, occorrerebbe che le strade fossero più presenziate dalle forze dell'ordine, mentre noi assistiamo a tutte queste norme, ma io non ho mai visto elevare una sanzione per queste fattispecie, diciamo, di contravvenzioni. Generalmente quando ci sono troppe norme poi non vengono osservate, quindi bisognerebbe limitare un po' le norme, anche perché ad esempio ti racconti, e tu lo sai benissimo, no? C'è il problema dei parcheggi rosa. Allora alcuni supermercati, alcune città predispongono i parcheggi, una cosa per me sacrosanta, no? Per le mamme incinta, per le neomamme che hanno passeggini e quant'altro, avere dei parcheggi riservati per agevolare appunto la famiglia e agevolare chi ha una situazione particolare come quelle dei disabili. Ebbene, tutto questo non è normato dal codice della strada, per cui a Moncaglieri, noi che abbiamo richiesto i parcheggi rosa, ebbene l'amministrazione non li vuole fare perché dice no, sul codice non sono previsti, per cui è inutile farli. Anche qui il problema è che se tu parcheggi in questi spazi non puoi essere sanzionato se tu parcheggi in un parcheggio rosa, ma è una questione di educazione e di cortesia, e analogamente allora per gli spazi delle auto elettriche, perché il codice deve prevedere degli spazi per le auto elettriche e non li deve prevedere per i parcheggi rosa. Sì, però quindi ti dico un'altra cosa, tu che sei del comune, ecco perché voglio la tua presenza, perché sei anche del comune, una persona molto importante. Qui sai cosa dice per quanto riguarda i parcheggi rosa, Arturo? Devono essere muniti di uno specifico contrassegno, quindi chi glielo dà? Primo. E per quanto riguarda le auto elettriche che stavi dicendo, anche quelle il completamento del tiro, cioè il divieto non si applica tra le 23 e le 7, cioè queste cose qui che stai spiegando, perché chi è che gli deve dare lo specifico contrassegno alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a 2 anni? Che ne dici, Arturo? Ma sì, per me è una questione diciamo un po' controversa, perché se io vado in un altro comune, allora io ho il permesso dei parcheggi rosa a Moncaglieri, se vado a Michelino o vengo a Torino questo parcheggio non è più valido perché il permesso mi viene rilasciato dalla città di Moncaglieri, no? Se io giro per l'Italia, allora mettiamo la burocrazia per una fattispecie, diciamo, di una donna incinta per 9 mesi, mettiamo in mano un meccanismo e chi controlla che poi scaduti i 9 mesi questo permesso non venga più utilizzato? Dopo i 9 mesi allora non c'è più diritto. Se tu hai il bambino di
3, 4, 5 mesi, un anno o hai dei bambini, non hai più diritto ad essere agevolato, c'ha più diritto un'auto elettrica che non una famiglia. Cioè, sono tutte domande che ci poniamo, anche perché poi, mettendo queste norme, come dicevo prima, non c'è mai nessuno che controlli, se non un fatto occasionale che poi fa notizia sui giornali. Ma noi siamo abituati a non vedere più un vigile per strada, che non serve solo a sanzionare, ma che serve a garantire la sicurezza, il presidio del territorio e anche ai cittadini per avere delle informazioni, no? Cioè, io sono una mamma con 2 bambini in macchina, posso fermarmi e chiedere al vigile dove posso andare a parcheggiare, no? Perché devo andare magari a fare una visita da qualche parte. Allora, o ci mettiamo con la razionalità e prendiamo atto di qual è la situazione delle nostre amministrazioni e della nostra macchina legislativa, o altrimenti viviamo in uno stato dove ci si lava la coscienza mettendo una norma specifica che poi sappiamo benissimo che non verrà osservata. Perché? Perché non verrà osservata? Perché non ci sarà poi la possibilità di avere un sistema come l'autovelox e il VistaRed, che da un tavolino e da un video possa elevare una sanzione, che oramai sono le uniche sanzioni elevate in Italia, e quindi non verranno rispettate. Cosa ci vorrebbe a mettere di nuovo il civic di strada o il vigile di quartiere come veniva proposto anni fa, no? Adesso non se ne parla più né del vigile di quartiere. Abbiamo visto e demonizzato le ronde dei cittadini. Che cosa facevano le ronde dei cittadini? Presidiavano il territorio, quindi potevano segnalare anche alle forze dell'ordine delle infrazioni commesse nella zona, no? Nel territorio. Invece no, le abbiamo demonizzate. Adesso purtroppo in alcune zone lo vediamo, c'è il controllo di vicinato, mettono il cartello col controllo di vicinato. Anche questo non è normato da nessun codice, però il fatto che ci sia in qualche modo aiuta a garantire la sicurezza. Quindi devono sempre attivarsi i cittadini, anche se l'attivazione, come abbiamo visto con le ronde, viene subito demonizzata come il ritorno al Far West e tutte queste cose. Purtroppo la realtà italiana è questa, il nostro paese vive di un eccesso di norme, abbiamo, e lo diceva Calderoli, no? Il ministro Calderoli, abbiamo 300.000 leggi, si è provato a ridurne il numero, ma purtroppo la macchina burocratica è molto inerte al rinnovamento, alla riduzione delle norme. E quindi noi poi siamo a discutere delle norme che verranno inserite ma che non verranno mai applicate, che non prevedono sanzioni. Per me è così, Luigi. No, allora Arturo siamo in chiusura, purtroppo dopo abbiamo nella seconda parte l'ingegner Cudia, al quale parleremo delle problematiche delle auto elettriche, al di là di quello che succede, che si incendiano, che si bruciano, parleremo con lui di quel problema. Sai che lui, essendo un personaggio internazionale in tutta Europa, certo, ci può dare spiegazioni. Comunque Arturo, noi martedì abbiamo gli appuntamenti perché c'è gente che ti aspetta, anche per altri martedì problemi. Ci vediamo a None, in via Volvera, dalle 14 in poi ci vediamo lì. Adesso saluto gli ascoltatori, ringrazio la radio e un abbraccio a te, Luigi, e ci vediamo martedì. Buona giornata. Grazie, ti sentiamo. Buona giornata a te e diamo la parola allo studio e poi aspettiamo l'intervento dell'ingegner Cudia. Diego, a voi studio. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto.
quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Luigi, a te la linea e l'ospite è pronto. Grazie Radio Libertà. Siamo nella seconda parte, siamo in collegamento con l'ingegner Diego Cudia, al quale ringrazio e chiedo scusa per avergli preso del tempo, però è la persona giusta al posto giusto e quindi ingegnere, grazie e benvenuto. Se sei in linea poi ti spiegherò e ti farò delle domande che mi fanno le persone alle quali tu saprai rispondere, perché sei il personaggio che tratta proprio le problematiche sull'elettrica e vi darai le risposte e dirai delle risposte alle persone che ce le chiedono in base appunto a tutto ciò che succede. Benvenuto Diego, come va? Va molto bene Luigi, un saluto caloroso a te, alla radio e ai radioascoltatori, nonché all'amico e collega Arturo Caligaro che mi ha preceduto col suo, direi, intervento molto ma molto importante che ho ascoltato con grande interesse, anche perché mai come in questo periodo parlare di mobilità sostenibile vuol dire parlare di utilizzo del suolo, di sfruttamento delle città, del luogo dove abitiamo, perché viviamo in città, paesi, vabbè, si è citato sempre Moncalieri, perché tra l'altro ricordiamo ai radioascoltatori che non sono del Piemonte, di Torino, così, perché so che ci ascoltano anche in Calabria, in Sicilia, perché ho dei colleghi che mi chiamano, ecco, che Moncalieri è il primo comune più grande dopo della cintura metropolitana di Torino, quindi insomma non stiamo parlando di un paese così. Ricordiamo anche che è la zona industriale più estesa del Piemonte, ecco. Detto questo, insomma, ringrazio quello che ha detto Arturo, che sottoscrivo proprio appieno. Mi dicevi appunto per quanto riguarda... Sì, adesso però, Diego, adesso vabbè, a me piace scherzare, però non esageriamo, perché sono quelli poi si credono chissà chi, solo perché Moncalieri deve diventare capitale della cultura, insomma, andiamoci piano, perché anche lì c'è gente a Moncalieri che riguardo alla cultura, io ne ho qualche dubbio, sì, e li conosciamo anche di persona. No, Diego, è una battuta perché sennò qui diventerebbe troppo importante. Sì, no, ma infatti sai bene che piace anche a me ironizzare, eccetera, e drammatizzare. Certo. No, questo sai bene che lavoro comunque in ambito culturale, sappiamo bene che noi trattiamo anche il motorismo storico e quindi le auto d'epoca sono diventate ormai un tramite per fare cultura dei motori. Noi siamo nel sangue, abbiamo il Piemonte, una delle regioni insomma dove come hai detto tu spesso tantissime volte e come si sta vedendo in questo periodo, sente forse più di altre regioni il discorso dei motori e della transizione. Ecco, questo è il punto per il quale ti ho invitato a partecipare, perché tu sei l'esperto a livello italiano, però anche per quanto riguarda la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, cioè non sei solo qui, ecco perché. Ma senti un po' le domande. Allora, io faccio parte di quelli che fa le domande, Diego. Sì, allora, sì, in Europa, guardo le auto, in Europa calano le vendite, perché le elettriche meno 36% Stellantis, cioè in Europa del 36% e a Stellantis del 28,7%, cioè ti faccio queste domande perché poi crollo del 37% per le vetture a batteria, meno 36%. Il gruppo guidato da Tavares Elkann continua a far peggio dei concorrenti Volkswagen, meno 14,8% e Renault 13,9%. In difficoltà tutti i principali mercati europei, Germania meno 27,8%, Francia meno 24,3%, Italia meno 13,4%. Perché ti dico questo, Diego, ti do del tu? Perché si tratta qui di dire che in Italia nel 2035 diventa tutto elettrico. Allora, di che cosa sto parlando? Sto dicendo cazzate o è verità che in Europa le vendite delle auto elettriche calano addirittura del 36% e Stellantis
che gli altri amano, io mica tanto, del 28,7%. Il tuo parere su questo punto? E poi ti chiederò anche, quando arrivano le alternative tipo il motore Toyota, che non si sa di che propulsione sia, però promette sfracelli. Ecco, perché ti voglio qui? Perché tu sei la persona giusta che può dare risposte giuste. Che ne dici, Diego? Allora, tutti i grandi produttori di automobili europei, e ci mettiamo dentro anche il gruppo Stellantis, e quindi parliamo di soprattutto Volkswagen, ma anche BMW e quindi Stellantis, eccetera, accusano un crollo ma proprio grande, potente del mercato delle auto, soprattutto elettrico, tant'è che soprattutto il gruppo Volkswagen sta facendo un po' quello che vuole fare, come sta facendo Stellantis, chiudere, si parla di 2 se non 3 stabilimenti, il che vuol dire migliaia di lavoratori tedeschi, ma anche italiani, che saranno a spasso, perlomeno in cassa integrazione. Ecco, e come sta facendo Stellantis, eccetera. Questo per chi costruisce, posso vederlo anche come un canto del cigno, insomma, ecco, stiamo andando verso una rovina, compreremo solo le macchine fatte fuori Europa, noi non produrremo più, oppure qualcuno ci farà, oppure succederà qualcosa per farci ricostruire, far diventare ancora l'Europa e anche l'Italia dei produttori. Su questo c'è un punto interrogativo gigante. Ecco, le vendite, non ci sono vendite perché, e mi riallaccio a quello che diceva anche Arturo prima, che è un discorso che vale per tutte le città, in questo caso italiane ma anche europee, non ci sono le strutture per favorire il mercato dell'elettrico, e quindi se una città non aiuta il piccolo cittadino, il cittadino che vuole la macchinina, che ha bisogno così, ma anche l'azienda, perché ricordiamo che comunque noi parliamo di automobilismo, cioè di automobilisti, quindi quelli che spendono 10-15 mila euro all'anno di carburante, anche 20.000, ma ci sono aziende, ci sono anche professionisti che spendono 50, 60, 70 mila euro all'anno, non parliamo poi delle compagnie di trasporti, camion, eccetera, che spendono milioni all'anno per il carburante. E quindi far diventare, cambiare queste flotte potenti che consumano tanto carburante in elettrico è molto, ma molto difficoltoso. Tant'è che i costruttori hanno chiesto, mi pare di aver sentito anche la signora Meloni, comunque, ma tanti altri che la signora Meloni, cioè il nostro presidente, insomma, ecco, Giorgia Meloni, chiedere all'Europa di prorogare, quindi il 2035, insomma, quelli di prorogare quello che i costruttori stanno chiedendo, che abbiamo detto anche noi in radio tante volte. È il mercato che poi comanda, che poi farà la differenza. La gente ha ancora bisogno di motori elettrici, di motori a benzina e a gasolio, finché ci sarà da tirarne su dalla terra. L'elettrico, io posso dire solo una cosa, e questo, ripeto, come hai detto tu, si sente in Spagna, che è una nazione che ha favorito tantissimo i motori elettrici, infatti se ne vendono tantissimi, le auto elettriche, in Francia pure, fino all'anno scorso. Quest'anno è un disastro su tutta la linea, compresa l'Italia, è un disastro. Contratti che vengono trasformati, chi acquista l'auto elettrica spende 40.000, 45 così, nel giro di una settimana va in concessionaria e dice no, non voglio più la macchina elettrica, voglio quella a gasolio, Euro 6, oppure quella ibrida, e almeno vado avanti e non mi pongo il problema. Quindi purtroppo il mercato non lo faccio solo io o tu, lo fanno milioni di persone, noi siamo solo delle piccole, anche se parlo da produttore di auto, però comunque è il mercato che premia, ecco, insomma, che dice... Sì, ma c'è un problema, Diego, c'è un problema, perché combinazione contro i motori elettrici, chi è che si sta spingendo? Sono gli ex tipo Aldo Toyoda, no? Che è presidente non più operativo della grande azienda giapponese, da tempo
ha ingaggiato una campagna di odio contro l'auto elettrica. È di questo che ti voglio io, perché tu sai chi è. Questo era il capo di che voleva le auto elettriche, e adesso è proprio lui che è un po' come se faccio una battuta fuori serie, ma fuori normale. È come se il Papa se la prendesse con Gesù Cristo. Insomma, mi sembra una cosa stupida, no? Questo qui sta dicendo che, senza andare tanto per il sottile, promette di mettere in produzione un motore rivoluzionario senza però spiegare bene di cosa si tratta. Ecco perché voglio che tu spieghi alla gente che ci ascolta di cosa si tratta, Diego. Sì, allora, quello che Toyota sta dicendo al mondo intero serve per attrarre milioni, se non miliardi di investimenti, diciamo di sponsorizzazioni. Ecco. È un motore insomma rivoluzionario, l'ho capito per il 50%, ecco. Pare che ci sia di mezzo anche dei carburanti sintetici derivanti anche dall'acqua, però sai com'è? Chi progetta? Io quando progetto qualcosa devo dirlo come dire, chiaramente. Se invece parlo e non parlo e ti dico, Luigi, guarda che io sto facendo delle macchine che volano, e tu mi dici, bello, sì, che carino, certo, mi fai vedere una macchina che vola, così almeno possiamo capire come fa a volare. Dirtelo a voce, far uscire un sito internet, che sappiamo che la maggior parte sono dei fake, anche se sono belli fatti, e serve solo per far discutere e smuovere magari qualche miliardo di sponsorizzazioni per insomma questo progetto qui. Ecco, tu pensa che io sto seguendo una startup piemontese che vuole tornare a produrre motori a benzina in Piemonte, e quindi dice no, noi vogliamo riprendere, siamo l'unica mosca bianca e vogliamo fare i motori come si facevano 50 anni fa. Faremo una piccola produzione, non pensiamo di vendere milioni eccetera di auto, ma almeno perché ci piace questo discorso. Toyota fa quello che nel mondo della tecnologia sta facendo anche Elkann, che tu hai citato, gli amministratori, la famiglia Agnelli sta abbandonando piano piano la sua creatura, insomma, ecco, quindi questo purtroppo non capita dall'oggi al domani, e quindi non possiamo sapere, come dall'oggi al domani è capitato che la Fiat era imparentata con Chrysler e nessuno lo sapeva, sì, se ne parlava, l'ha fatto l'ex AD di Fiat, il Marchionne, ma nessuno sapeva bene esattamente. Ecco. Purtroppo nel mondo della tecnologia, dell'industria capita, ecco, che è un po' come nel calcio, un allenatore cambia squadra perché è pagato di più e quindi deve combattere magari a volte con la sua vecchia squadra e magari cercare di vincerla. Nel mondo ma tu per dare le risposte, cioè le motivazioni che portano per esempio anche il Northvolt, cioè il principale produttore di batterie per auto elettriche, cosa fa? Stringe la cinghia chiudendo una fabbrica e con tagli al personale ancora in funzione. Ma le motivazioni, allora, è giusto che noi nel 2035 si vada a vedere l'elettrico, oppure sta capitando qualcosa e prendiamo per valido quello che sta succedendo, che non sono balle, sono verità, quello della Toyota, quello di questo presidente, quelli che già agiscono con auto e motori elettrici. Io ti ho chiamato perché tu devi dare le risposte delle motivazioni che li spingono, e stanno chiudendo quelli che stanno preparandoci, quindi nel 2035 c'è il rischio che altro che elettrico, non avremo neanche la luce in casa, faccio una battuta, che ne dici? Nel 2035 potrà succedere che, essendo finite tutte le quantità di terre rare, ricordo ai radioascoltatori, ricordiamoci che comunque le batterie delle auto elettriche sono fatte con
materiali altamente pregiati, il litio, il manganese, il platino, tutti, c'è di mezzo anche del diamante, non del diamante, dell'argento, insomma, tutti materiali altamente costosi. Infatti sappiamo che un'auto elettrica, il 60% del valore di un'auto elettrica è dato dal pacco delle batterie, e quindi che sono quelle che sono anche addirittura più assicurate. Ecco. Però questi metalli qua sappiamo bene, perché è un po' come l'oro, insomma. Ecco, noi sappiamo bene, non possiamo prevedere, se qualcuno scopre qualche miniera d'oro, allora succede come succedeva in America 150 anni fa, c'è la corsa all'oro. C'è stata la corsa ai metalli preziosi per fare le batterie, dagli smartphone adesso e anche le batterie, tant'è che alcune aziende che fanno smartphone, vedi Huawei, vedi anche la Samsung, che è un gigante, fanno anche le batterie per automobili, perché hanno comprato tutte queste miniere e hanno tutti questi materiali nobili e altamente costosi. Però sono finiti, cioè finiscono lì, cioè voglio dire, nessuno riesce a costruire altro minerale prezioso, mi spiego? È come i diamanti, bisogna aspettare 1000 anni perché un pezzo di terra, di carbonio diventi diamante, quindi è una cosa impensabile. Questo sono concetti di chimica e fisica così. Per cui può capitare che nel 2035 a un certo punto noi dice che abbiamo fatto 3 milioni di auto elettriche, girano solo quelle e continueremo a fare auto a benzina e gasolio, perché il benzina e il gasolio, cioè i carburanti ci sono, i giacimenti ci sono, continueremo a pompare petrolio dalla terra, o addirittura, come si sta pensando di fare adesso, faremo dei carburanti sintetici di produzione proprio industriale, dall'immondizia, detto proprio in parole povere. Su questo si sta lavorando tantissimo, in modo molto convintamente. Ecco, carburanti sintetici, tant'è che ho assistito al varo di l'ultima nave della compagnia MSC, quindi un colosso delle navi da crociera, e questa va con carburante sintetico, è un colosso, è un gigante quella nave lì, un gigante, non so quanti milioni di tonnellate di stanza così, e al pari di aerei cerca di lavorare con i carburanti sintetici, ne consumerà tantissimo. Però si parla di carburanti sintetici, lì poi si aprirà un'altra grande polemica, dove vengono fatti, chi li fa, come vengono fatti, insomma, purtroppo la tecnologia cambia dall'oggi al domani. Quindi, per rispondere, non facciamoci spaventare dal fatto che nel 2035 andremo tutti in elettrico, nessuno può impedire a te, a me, ad altri di continuare ad andare in giro con l'auto a benzina o ibrida o GPL, oppure, come spero che accada, perché ci stiamo lavorando con altri colleghi con l'idrogeno. Ecco, questo spero ecco. Però siamo sempre lì, sono progetti che saranno alla portata di tutti fra 5, 6, 7 anni, se riusciamo a metterci le mani e se poi troviamo anche il modo di vendere le auto. Non si vorrebbe fare come la Cina, che sta producendo tante auto elettriche e poi però riempie i piazzali di auto elettriche ferme perché non si vendono. Sì, però stanno dicendo tutti pessimi risultati, Diego. Qui, per esempio, le auto elettriche che arriva al modello rivoluzionario, cioè in base ai dati di mercato. Il modello rivoluzionario può essere solo... Dicevo, in base ai dati di mercato, le moto elettriche sono messe ben peggio rispetto alle auto ad emissioni zero, e le vendite non riescono a crescere quanto si poteva pensare. Quindi il settore delle due ruote è di passione pura, ed è difficile chiedere ai veri biker di rinunciare ai motori termici, cosa che infatti non sta per nulla accadendo, perché i veicoli di due ruote sono in costante evoluzione e, nonostante i pessimi risultati dell'elettrico,
alcuni marchi vogliono comunque investirci sopra. Ecco perché ti ho detto questo. Diego, dai, manca ancora Sì, 2 certo. minuti, vai. Sì, certo, perché comunque, come ha detto anche Arturo prima, comunque acquistare una e-bike, quindi una bicicletta elettrica o uno scooter elettrico, spendiamo 5, 6, 7 mila, certo, non ne spendiamo 30, 40 mila per un'auto elettrica diciamo di media portata, insomma, diciamo una piccola berlinetta, ecco, non vado a parlare di auto da 60-70 mila, ecco, però la fascia delle auto elettriche di media così vanno dai 35 ai 40 e quindi è più facile. In effetti in Spagna stanno, ad esempio, tanto per dire una, ma anche in Francia vanno tantissimo gli scooter elettrici, ma attenzione, tutte le case private, tutte anche i condomini, ci sono in giro un sacco di colonnine dove la gente può attaccarsi per caricare il suo scooter elettrico e quindi la gente è a posto. Noi non abbiamo questa, le nostre cittadine, i nostri palazzi, i nostri condomini, le nostre case, anzi dobbiamo ancora spendere altri soldi per attaccare il nostro scooter elettrico alla corrente del nostro garage magari, ecco, perché l'Italia è l'Italia, lo sappiamo, quindi qualsiasi cosa vuoi fare devi pagare. Io dico solo una cosa, poi che fa pensare, in Europa, anche se non è proprio l'unico paese che ha raggiunto, in cui le auto elettriche hanno superato quelle a benzina, a petrolio, quelle così, è la Norvegia. Però andiamo a vedere come è fatta la Norvegia e ci rendiamo conto cosa hanno fatto. E quindi adesso metà delle auto sono tutte elettriche, però tutte le case hanno la spina, la corrente non costa come da noi, la corrente per ricaricare non costa come da noi, ci sono servizi per sistemare le auto elettriche, la Norvegia ha puntato su questo qui e oggi, queste notizie di ieri te lo do come tu dai notizie fresche a me, le do fresche anche a te, l'unico paese in Europa, notizia di ieri, mi è arrivata l'email dalla collega che gestisce il mercato delle auto elettriche in Norvegia e quindi noi non riusciamo, il resto tutti si affannano. E l'unica spiegazione è quella, perché non mancano le strutture, le strade sono fatte male, non ci sono punti di ricarica, ci sono problemi. E perché io devo creare a me stesso e anche gli altri problemi? E continuo a viaggiare e faremo richieste di proroga dal 2035 a magari 2045. E quindi, perché almeno la Comunità Europea se ne renderà conto. Speriamo. Bene Diego, siamo in chiusura, io ti ringrazio di aver accettato l'invito, preparati perché ormai fai parte del gruppo non solo come volontario del nostro settore ma anche come personaggio, quindi tu sei quello che ci porta le risposte di tutta Europa, sei la persona giusta, quindi ti ringrazio di aver accettato l'invito e anche a nome della radio ti dico che tra poco chiudiamo e quindi grazie per aver partecipato Diego. Grazie a te e poi parleremo magari successivamente così del discorso Stellantis, come mai, perché comunque in Piemonte i produttori cinesi sono già entrati, quindi questo c'è un altro grande fenomeno di cui potremo parlarne anche in modo anche carino, anche interessante e anche fare cultura. Con questo ringrazio te dell'invito, saluto sempre Arturo e un saluto caloroso alla Radio Libertà e a tutti i radioascoltatori. A presto, buona giornata a tutti. Grazie. Allora io ringrazio anch'io la nostra Radio Libertà, ricordo che noi come ufficio rapporti sociali siamo presenti a Lone, in via Volvera 3, il giorno del martedì, il mercoledì, il giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16 siamo presenti in ufficio, riceviamo le persone che desiderano venire e chi volesse chiamarci può chiamare 328 07 15 232 oppure inviarci delle mail rapportisociali@libero.it e da noi ci sono, come dico sempre, nel settore volontariati, architetti, ingegneri, geometri, CAF, patronati,
avvocati, di tutti i tipi di necessità. Voi ci chiamate, noi prendiamo atto, vediamo, discutiamo e vi mettiamo in contatto con la persona giusta per risolvere il problema nella maniera migliore e senza troppi costi, ecco, perché noi appunto nel volontariato cerchiamo di agevolare al massimo le esigenze di tutti i cittadini, giovani, meno giovani, lavoratori, non lavoratori, disoccupati, eccetera. Chi ha bisogno si rivolge a noi e noi siamo a vostra completa disposizione. Io ringrazio di cuore la nostra Radio Libertà, coloro che ci consentono e ci danno l'opportunità di essere con voi. Sento, perché molti di voi vengono da noi, mi chiamano, mi rispondono che accettano questo intervento e quindi andiamo avanti insieme.